Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Vediamo insieme i titoli più rilevanti della mattina. In apertura i nuovi sviluppi nelle indagini sull'omicidio di Paolo Taormina, il giovane gestore di un pub di Palermo ucciso con un colpo di pistola alla nuca la notte tra il 10 e l'11 ottobre. Gli inquirenti stanno indagando per accertare se la rissa scoppiata davanti al locale era soltanto una messa in scena organizzata per far uscire Paolo e tendergli un agguato. Intanto c'è un nuovo indagato, si tratta di Vincenzo Viviano, un amico di Gaetano Maranzano che ha fornito false dichiarazioni al pubblico ministero durante l'interrogatorio. Continuano anche i controlli interforze delle forze dell'ordine nel quartiere San Filippo Neri di Palermo, noto come Zen 1 e Zen 2. All'alba di oggi un massiccio intervento ha visto impegnati circa 200 uomini. Tra gli obiettivi principali ancora la ricerca di armi e sostanze stupefacenti e il controllo di persone e veicoli. I carabinieri hanno arrestato Salvo Termini, 35 anni, residente ad Aci Sant'Antonio, identificato come l'autore della rapina avvenuta lo scorso 9 maggio all'ufficio postale di Mascalucia, siamo nel Catanese. Quella mattina intorno alle 11 il direttore della posta sarebbe stato sorpreso dal rapinatore mentre usciva. L'uomo armato di tagliarino lo avrebbe minacciato puntandogli la lama al collo e costretto ad aprire la porta d'accesso agli uffici interni. Il GIP di Catania Giuseppino Montuori ha disposto l'imputazione coatta nei confronti di Letizia Latona e Maria Rosa Castorina, rispettivamente vedova e nuora dell'imprenditore Enzo Ponte, proprietario del noto Hotel Excelsior di Taormina. Le due donne sono accusate di circonvenzione di incapace. Il procedimento trae origine da un esposto presentato dai due fratelli che contestano un testamento redatto dal padre in circostanze che ritengono poco chiare. In chiusura il questore di Crotone Renato Pambino ha emesso 8 provvedimenti di daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Catania in relazione agli episodi avvenuti durante la partita di Coppa Italia di Serie C tra Catania e Crotone. Al termine dell'incontro alcuni tifosi etnei si sarebbero arrampicati sulle balaustre che separano gli spalti dal terreno di gioco, minacciando i propri calciatori per farsi consegnare le maglie. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo come sempre che dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento stasera alle 19:30 con gli aggiornamenti più importanti del pomeriggio.